Allora, ciao a tutti, eccoci qui in questi brevi insert che faremo di Soundtrack City per cercare di capire un po' le novità, quello che bolle nel mercato cine-televisivo per quanto riguarda ovviamente le colonne sonore. Siamo alla Stone Recording di Roma, perché? Perché non solo il maestro qui davanti, Francesco Cerasi, ma anche il sottoscritto si sta lavorando per le musiche di una serie televisiva che uscirà stagione 23-24, Reti Mediaset, Anima Gemella, di cui cominciamo a parlarne qualche cosina. Allora, parlaci un po' di questo progetto, di questa serie e delle musiche che hai fatto. Certo, ciao a tutti. Allora, è una serie, intanto sono molto contento di fare una serie con Mediaset dopo un po' di tempo. Io in realtà sono anche appassionato del linguaggio musicale delle serie, perché trovare una chiave originale, come spero abbiamo fatto questa volta, è comunque una sfida divertente per chi fa il nostro lavoro. La serie è una serie che affronta un tema forse poco trattato, che è quello della presenza di entità soprannaturali o che ci Una volta comunicano. si sarebbe chiamato thriller a carattere parapsicologico. Parapsicologico, esatto, adesso un po' la Ghost, in un certo senso, e quindi anche una storia corale che è molto interessante commentare. Insomma, ci siamo mossi tra il tango che ci ha accompagnato per un po' di giorni e della musica che io cerco di fare sempre in modo abbastanza semplice, e comunque però con uno sguardo secondo me anche abbastanza forse moderno, un pochino più sperimentale, l'uso di queste percussioni e le corde. Insomma, speriamo che sia la chiave giusta. Chiave giusta. Garantisco sul fatto che, io lo posso dire, lui no, insomma, è uno score molto elegante, un po' in linea con lo stile di Francesco Cerasi, dove si intersecano appunto elementi tradizionali come i temi, quindi i temi tanto cari alla nostra cinematografia ci sono, ma c'è anche un lavoro molto intelligente sia dell'elettronica e anche dell'uso di appunto elementi popolari come dicevi tutto del tango. Però contemporaneamente, sempre di questi tempi, perché stiamo a marzo, è uscito un'altra tua colonna sonora su un film molto interessante, Piano Piano di Nicola Prosatore, se non sbaglio già nelle sale da metà marzo. Ci parli un po' anche di questo? Con molto piacere. Questo è un film a cui ho lavorato prima della scorsa estate, ed è un film ambientato nel 1987, quando una giovane ragazza di 15 anni, Anna, deve lasciare il posto in cui vive perché devono costruirci una strada che i napoletani conoscono molto bene, e da qui che strada sarebbe? L'asse mediana, come si chiami. Sì. E infatti nel film si sottolinea quanto quest'asse sia molto articolato per essere un asse, perché appunto c'era tutta quanta una storia per cui si chiedeva che la strada passasse lì per motivi economici, per avere un ricavo. E in questo ambiente appunto di così al limite con la legalità, Anna diventa donna, e il suo cammino nel diventare donna è scandito dal cammino del Napoli verso la vittoria dello scudetto del 1987. Questo chiaramente non diremo mai nulla più di questo, ma chiaramente il regista, essendo napoletano, avendo fatto questo film su Napoli, insomma, potrebbe essere forse una coincidenza incredibile, non so per cosa, ma vabbè, comunque qualcosa. Già Sorrentino in qualche modo ne ha parlato dello scudetto di quel Napoli. Sì, poi credo che anche in un altro film uscito da poco ci sia una cosa del genere, quindi evidentemente è proprio nell'aria. Senti, ma a proposito dell'aria, ambientato nel 1980, quindi mi dà tanto l'idea che ti sei divertito. Sì, mi sono molto divertito a suggerire Self Control come canzone che lei impara al pianoforte, perché Self Control è del 1987. Okay. E poi tra i suoni appunto così di Pac-Man e un certo tipo di musica che cresceva in quegli anni, ho provato a fare uno score che guarda agli anni 80
80 che hanno voglia dei 90, perché 87 è una terra un po' di confine, Certo. però con dei suoni più vicini ai giorni nostri. Ah, quindi non synth analogici di quel tempo lì. Un paio di synth analogici di quel tempo ci sono, però ci sono anche dei Rise o degli altri suoni che non appartengono tanto al linguaggio di allora. Per esempio si preferivano un certo tipo di tastiere ai Rhodes, mentre invece adesso è quasi più moderno parlare del Rhodes che invece erano strumenti negli anni 70, e questa comunque è una cosa molto divertente, questi ritorni e repechage infatti stimolante anche per te, Sì, sì, anche perché comporre, certo. mettere insieme. Te lo devo dire, hai utilizzato plugin di Rhodes o proprio il Rhodes? No, ho utilizzato il Rhodes. Ho utilizzato il Rhodes, e quando c'è una composizione estemporanea al pianoforte che chiude il film, in cui si cita Soldato innamorato, che è il coro della curva del Napoli anche, è il tema del film, ed è stato fatto quando ci stavamo per salutare col regista, poi lui ha anche ripreso questa cosa, e quindi questo video testimonia che tutto tu hai suonato utilizzato strumenti acustici. Allora, io faccio l'ultima domanda che faremo adesso a tutti i compositori, sperando che nel frattempo le questioni in qualche modo si risolvano, ovvero c'è la questione SIAE Meta. Tutti quanti, anche gli utenti di Facebook, sanno che adesso nelle storie, nei reel, non è più possibile utilizzare musiche provenienti protette, diciamo così, dalla SIAE. Una tua opinione rispetto ad oggi? Ad oggi, lo ricordo per chi vedrà questo servizio, oggi è il 23 marzo, quindi magari, siccome la situazione è fluida, potrebbe capitare di tutto, però certo. Oggi è il 23 marzo, cosa ne pensi? Allora, ne penso che la SIAE ha la grande opportunità di diventare un'entità che difende i diritti dei compositori, non solo in Italia, perché essendo scaduta per prima e quindi dovendo rinnovare per prima questo tipo di contratti, credo che le altre pro europee stiano guardando a SIAE un po' più con uno sguardo diverso rispetto a prima. Attento. Uno sguardo molto attento. Allora, è vero che la nostra musica gira sui social, ed è molto importanti i social, sono molto importanti i social per la musica. Però secondo me è altrettanto importante in questo momento storico, non lo dico tanto ai compositori che vivono di SIAE, come nel mio caso, ma agli autori che magari stanno provando a farlo, a diventare degli autori che possono vivere soltanto di musica, e di non confondere la SIAE con il diritto d'autore. Una società, Soundriff, SIAE, ASCAP, è una società, quindi ha dentro delle persone che fanno a volte un operato molto buono, a volte l'operato può essere meno buono, le ragioni possono essere di qualsiasi tipo. Il diritto d'autore è una cosa a sé stante, è un po' come il prete e la religione, no? Ci sta antipatico un prete, allora diciamo che la religione è sbagliata. E qui la SIAE è il prete, invece la religione è il diritto d'autore, che in questo momento è molto, molto sotto attacco, ma che forse potrebbe, grazie a questo attacco, forse rinascere anche con una robustezza diversa, nel senso che probabilmente questa cosa qui, che è epocale da un certo punto di vista, potrebbe far sì che la questione si espanda, e molti che la conoscono male, e sono moltissimi che conoscono, mistificano questa situazione, e altre persone che invece non la conoscono molto potrebbero cominciare a sapere quali sono i confini di questa storia, e facilmente forse. Infatti questa del fatto che l'opinione pubblica deve cominciare a capire, ad esempio, che il diritto d'autore non è una tassa, ma sono i proventi del lavoro degli autori, cioè di coloro che hanno l'idea, che hanno realizzato un'idea. Quindi, insomma, mi sembra importante quello che ha detto Francesco, quindi non confondiamo i piani. La SIAE è una società di collecting che raccoglie appunto i diritti d'autore, come diceva giustamente Francesco, li può raccogliere bene, male o quello che sia, ma non deve essere in discussione il fatto
che poi è la retribuzione poi alla fine di chi compone. E aggiungerei un'ultima cosa, il diritto d'autore è è una delle conquiste della rivoluzione francese. Sì. Se noi oggi riusciamo ad avere degli amici che ascoltano il reggaeton e gli altri che ascoltano il metal, quando noi ascoltiamo soltanto jazz e un altro ascolta solo pop e l'altro ascolta Avicii, è grazie al diritto d'autore, perché se no ci sarebbe una persona o pochissime entità che dicono voi fate soltanto reggaeton, perché per questi 3 anni si farà soltanto reggaeton, se volete vivere vi pagheremo noi, il diritto d'autore non c'è più, e quindi se fate reggaeton noi vi diamo dei soldi, se fate musica barocca no. Col diritto d'autore noi riusciamo a suonare la musica che meglio esprime il nostro talento, la nostra capacità, il nostro immaginario, e incontriamo un pubblico che grazie a questo fa sopravvivere le nicchie. Vorrei che si riflettesse un pochino su questa cosa. È un attacco alla libertà. Sì, assolutamente sì. Ricordo che c'è dal punto di vista legislativo è molto diverso il diritto d'autore in Europa piuttosto che ad esempio negli Stati Uniti, dove si può vendere il proprio diritto d'autore, diciamo così. I Beatles, vi ricordate quando si vendettero il loro catalogo? Francesco, anche se lo vuole, non può vendere il proprio catalogo perché è inalienabile, lo può dare in gestione a un editore, ma non può venderlo. Quindi lo scontro che c'è attualmente in realtà è tra Europa e Stati Uniti, questa è la verità. Adesso sembra meta SIAE, ma in realtà Europa, Stati Uniti, per un concetto diverso di tutta quanta l'operazione. Io ringrazio Francesco, perché poi quando si entra in questi discorsi, ahimè, poi è difficile poi farli passare. Io ringrazio Francesco, gli do gli auguroni per il film in uscita, le serie che usciranno presto, anche perché l'ho sentito, sto lavoro è molto bello, quindi quando capiterà la prossima stagione ascoltatelo, Anima Gemella e piano piano che c'è. Ciao Francesco, grazie a te. Ciao.